Adesso entriamo nelle citofonate del giorno. Vai, cominciamo dritti con Giancarlo Galan. Buongiorno, onorevole Galan. Buongiorno. Allora, ha letto l'intervista di Rosy Bindi alla Stampa? Lo chiedo perché Rosy Bindi, pur essendo toscana, in realtà ha una radice politica veneta, possiamo dire, è eletta nel nord-est in Europa, quindi è una che si sta mettendo... La impose Andreotti, ecco, allora pensi un po' alle europee nel collegio del Nord-Est. Europeo 89. Lei si coltivò un po' il Veneto, tant'è che divenne poi il segretario rottamatore del Partito Popolare Veneto, insomma, della Democrazia Cristiana, insomma, nella fase quella transitoria tra DC e PD. La distrutta per bene la DC nel Veneto. Mica male, insomma. No, mica come lavoro niente male. Adesso è arrivata nel 2013 ancora in campo, sono stati 24 anni dagli anni che stiamo ricordando, e oggi si mette di traverso sull'intesa Bersani-Berlusconi. Intanto Galan ci dà lo stato dell'arte. Dobbiamo leggere come realistico quello che scrive Repubblica, cioè che Berlusconi ha aperto a Bersani Presidente della Repubblica? Ma leggeremo chissà quante cose, Mario, siamo abituati, no? Adesso leggeremo da qui per questa settimana di tutto. In mezzo magari c'è anche qualche notizia vera, prima o poi ci si azzecca, ma come erano in due, io penso che sia difficile che Berlusconi o Bersani abbiano raccontato qualcosa fuori, no? Quindi dice che i suoi a me non hanno raccontato niente, credo neanche a te. Non hanno raccontato quindi di un'ipotesi di apertura su Bersani persona. Adesso ragioniamoci politicamente. È possibile, è credibile che voi possiate votare Bersani Presidente della Repubblica? Ma in politica è credibile tutto, perché si è visto e si può vedere di tutto. C'è qualcosa che, quindi non mi meraviglierei di niente. Sarei felice se si facesse qualche cosa di buono, perché le persone non sono mai, non devono essere né un ostacolo né un motivo. Il ragionamento deve essere politico. Allora, se facciamo c'è un ragionamento politico si giustificano anche altre scelte, altrimenti si parla di nomi, ecco, si dice io non voterei mai Rosy Bindi, ecco, lo dico apertamente, ma perché c'è un ragionamento politico dietro, mica perché mi è antipatica o antipatica o simpatica. Si sta in politica, ahimè, la politica si fa non con chi si vorrebbe che ci fosse, si fa con chi c'è. Certo. E ci sono Bersani e Berlusconi. E questi due possono fare governo e Quirinale? Cioè il clima è cambiato, perché fino a ieri Bersani diceva mai con il PDL, questo era lo slogan, insomma, per capirci. Non lo so se il clima sia cambiato, io spero che sia cambiato, e che cambi definitivamente per sempre. Io sono un sostenitore del maggioritario, ma di un maggioritario civile, di un principio di alternanza, di un sistema un po' anglosassone, un po' diverso da quello attuale, in cui gli odi, le antipatie portano a non parlarsi e creano fratture che alla fine sono di danno per tutti. Maggioranza e opposizione si devono parlare. Devono arrivare a un governo insieme? In questo caso sì, perché c'è un terzo del Parlamento che impedisce qualsiasi soluzione, un terzo dei deputati e dei senatori, un terzo dei votati che impedisce un corretto rapporto fra maggioranza e opposizione, quindi anche un liberale come me, intimamente convinto che ci sia chi deve governare, cioè chi vince le elezioni, e chi deve fare l'opposizione, in una situazione di guerra economica come ahimè quella che stiamo vivendo, dice lasciamo da parte i principi un attimo, facciamo 5-6 cose insieme per il tempo che è necessario e dopo si tornerà a votare, uno vincerà e uno perderà. Quindi meglio governo che elezioni subito? Secondo me dovrebbe essere un dovere che tutti dovrebbero sentire, quello di dare un governo, di prendere qualche provvedimento utile al Paese in un momento così difficile. Ma se l'obiettivo è poi di andare a votare comunque a breve, diciamo, non è meglio farlo subito? Insomma, io credo che sia meglio farlo fra un anno e mezzo, il tempo necessario. Io credo che la cosa importante oggi siano 3 provvedimenti, provo a dirli, Mario, i 3 provvedimenti che vorrei. Uno, un provvedimento a favore delle imprese e dei giovani che lavorino nelle imprese. I dati ultimi sono agghiaccianti.
i dati di ieri e dell'altro ieri sono terrificanti. Secondo, una legge che un provvedimento che vada nel senso dichiaratamente europeo, rispettiamo i patti europei. Terzo, il cambio della legge elettorale, qui cominciamo a dire con che legge elettorale? Perché questa è un'altra cosa. Cambio legge elettorale ormai è uno slogan un po', diciamo, consumato. Che legge è la peggiore del mondo. Io dico che non c'è una legge elettorale che sia perfetta, non c'è una legge elettorale migliore. Mi sembra che quella che abbia dato maggiori risultati nel corso degli anni in tutto il mondo sia quella anglosassone, quella che mi piace di più, piccoli collegi a turno secco, ma va bene anche qualsiasi altra cosa. Questa è la legge peggiore che si possa immaginare, ma è la migliore per il nucleo dirigente di tutti i partiti. Il Mattarellum sarebbe una soluzione? Perché quella è quella più praticabile. Fa una legge in un articolo, abolita la legge elettorale attuale, rientra in vigore quella precedente. Si fa domani. Io sono per leggi migliori. Che fra l'altro è un maggioritario anglosassone. La legge che piace a me è quella anglosassone, piccoli collegi in cui si conosce il candidato, si conosce il programma, si conosce il comportamento e si sceglie per davvero. Questo è il modo per dare più possibilità di scelta ai cittadini. Non mi piacciono le preferenze, ma insomma qualsiasi cosa va meglio di quello che c'è adesso. Sul Quirinale il metodo quale deve essere? Le rose, il confronto su... insomma, si voterà secondo te all'inizio, primo, secondo, terzo scrutinio o sarà qualcosa di lungo? Io posso dire cosa mi piacerebbe. Anche però, un minimo di politologia dopo tanti anni la fa, insomma. Dai. Mi piacerebbe che ci fosse un nome largamente condiviso, e quello piacerebbe a condivisibile, e che alla primo voto si eleggesse il nuovo Presidente della Repubblica con la soddisfazione più ampia possibile. Questo spero. Insomma, ci sono riusciti i cardinali, almeno proviamoci. E invece che succede? No, che succede? Ho paura che prima di trovare l'accordo, ma voglio essere ottimista una volta, dai, secondo me un altro incontro che ci sarà, penso che debba per forza avvenire, un incontro possa sbloccare la situazione e far fare una bella figura all'Italia. Un nuovo incontro Bersani-Berlusconi, quindi insomma. Penso di sì, dovrebbe esserci. Tra di loro, insomma. Non è ancora in calendario, non è... No, non è in calendario, ma queste cose si fanno con una telefonata anche un'ora prima, non c'è, il resto è scena. Il decreto sui 40 miliardi sbloccati è utile, serve, state lavorando per portarlo definitivamente in porto in Parlamento con la commissione speciale? Sì, si sta lavorando, io non faccio parte di quella commissione speciale, si sta lavorando, certo è che sono passati 45 giorni dalle elezioni e ancora non c'è un governo. La previsione 130 dal 5 di dicembre all'ultimo giorno col governo in carica, diciamo. Addirittura, che sono termini lunghissimi, inaccettabili, incomprensibili, e quindi quello che si può fare è davvero poco. Però insomma, quei 40 miliardi per le imprese sono decisivi. Io spero che venga fatto bene, perché dal pagamento dei debiti, stiamo parlando di pagare i debiti, non è mica nulla di eccezionale, dovrebbe essere la normalità. Di pagare parte dei debiti. Parte dei debiti, ecco, consideriamo eccezionale un fatto che dovrebbe essere scontato e che ahimè in larga parte dell'Europa è scontato. Ecco, come sai, io ho votato contro quella risoluzione unitaria, sono stato con Martino l'unico a votare contro quella risoluzione unitaria del Parlamento. Perché? Perché era fatta male, e perché quello che è successo dopo ha dimostrato che era fatta male. Pochi soldi, ma va bene, questo si può transigere, un cumulo di burocrazia inconcepibile e inammissibile, difficoltà per alcune imprese, soprattutto per quelle piccole, di poter accedere a quello che è un loro diritto. Ecco, quindi io spero che si lavori bene, che si facciano le cose meglio di quello a cui ci siamo abituati ad assistere. Grazie a Giancarlo Galan, buona giornata, buon lavoro. Arrivederci. Grazie, un saluto all'onorevole Giancarlo Galan del PDL, la prima citofonata di questa giornata.